Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro maledetto veneziano in cui parlerò di un circuito che mi ha spedito una cara amicizia che ho rielaborato mettendolo dentro un disimpegnatore che serve per ehm, cercare allergie o allergie da alimenti problematici, perché ci sono persone che magari quando mangiano qualche prodotto gli si gonfia l'intestino. Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di YouTube di Hildegarda, al canale YouTube del vostro maledetto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, nel gruppo soprattutto Face, Radionica, Radiostosia, Tarologia ed Ermetismo, che lo stiamo rilanciando, siamo a più di 1400. In più qui sotto, a parte i vari link, abbiamo anche il link del sito capitano.altervista.org dove si possono scaricare più di 20 ebook con tanto di spiegazioni di circuiti radionici, quadranti e radiostesici. Chiaramente abbiamo anche una sezione shop dove ci sono degli ebook a pagamento da 75,50 € oppure anche, ad esempio, sempre di Hildegard Maletto Veneziano, chiaramente il sito, anche il ciondolo da 150 € più 10 € di spedizioni. Vi ricordo che se volete anche una, come si chiama, una indagine radiostesica radionica o una ricerca con le sibille, una stesa con le sibille, 20 €, 45 minuti pagabili solo tramite PayPal col Marietto Veneziano. E il numero di telefono è su Telegram qui sopra, lo vedete. Bene, continuiamo a parlare un po' di queste situazioni in cui ci sono persone che magari nella vita non hanno mai avuto problemi di allergie o alimenti problematici, ma poi andando in su con l'età, crescendo, diventando adulti, magari a 20 anni mangiavano anche, tra virgolette, come si dice, i sassi o il ferro, e poi arrivano a una certa età che non riescono più o hanno intolleranze alimentari importanti. E allora bisogna usare o andare a fare delle analisi o a usare dei circuiti o dei quadranti radiostesici. Il vostro Marietto qui a video o all'entrata del video l'avete visto, dà la possibilità di usare questo circuito. Chiaramente usate sempre il circuito del sì e del no per vedere se va bene questo quadrante radiostesico e poi usate questo quadrante radiostesico che serve per testare proteine, animali, pesce, pollame, non so io, spezie, burro, prodotti caseari, cioccolata, fragole, caffè, crostacei, insomma c'è una palette di possibilità che vi permette di analizzare se magari vi trovate in una situazione in cui avete delle reazioni importanti al vostro corpo e non riuscite a inquadrarle, se è un'allergia oppure una piccola intossicazione. Chiaramente dovete sempre chiedere al quadrante radiostatico del sì e del no se è un'allergia, un'intossicazione o un'intolleranza. Bene, io vi ricordo sempre il mercoledì sera 21 il Diagramma del Veneziano con le sibille interattive. Penso di aver detto tutto, grazie di avermi seguito e alla prossima, ciao.